La rassegna stampa. Dai, alzi la mano chi è andato al lago in questo weekend. Guarda. Alzi la mano chi è riuscito ad andare al mare e soprattutto ci è arrivato al mare. Quante ore di coda, quante ore di treno in mezzo ai Maranza. Bello. Mi fa piacere, oh. Anche i razzisti più tosti, quando sono circondati da una ventina di Maranza, devono stare zitti, devono stare buoni, devono ascoltare la loro musica, la musica dei Maranza. Siamo ridotti a questo punto. Io sono andato sul Ticino e c'era qualcuno di voi, ci siamo riconosciuti, certo, anche perché l'acqua per fortuna è ancora pulita, bella fresca e le zanzare a un certo punto che erano proprio si poteva fare a meno di zanzare, però è andata bene, dai, siamo ancora vivi e vegeti nonostante i 37 gradi. Buongiorno da Sammy Varin, oggi sarà peggio tranquillamente, quindi l'appello figlio d'Apollo per tutti voi, se siete indecisi tra il gnacca e il petacca esco di casa oppure no, non parlo per quelli che devono lavorare, che devono superare questa indecisione, parlo degli altri e usciamo a fare la passeggiatina subito, to the suite alle 7:30. Bellissimo girare anche per Milano, ma soprattutto, certo, se avete la fortuna di avere un po' di verde intorno, ci può stare. Poi ci rintaniamo, verso le 11 rintanarsi in casa con aria condizionata o comunque con un buon ventilatore messo nella giusta posizione. Il buongiorno si sente dal Varin, certo, io sono Sammy Varin, questa è Radio Libertà, siamo anche oggi riuniti per fare una bella informazione sui quotidiani oggi in edicola, sugli argomenti che vi metteremo sul tavolo, lieti che anche quest'oggi abbiate voglia di commentarceli, minimo, perché la nostra rassegna stampa è l'unica in circolazione che permette di essere commentata e a volte stravolta in tempo proprio limite, nel senso che io finisco di leggere la notizia, se ho detto una cosa molto strampalata secondo voi me lo scrivete al 340 6709 659. Questo è il numero di WhatsApp che dovete memorizzare sul vostro cellulare, soprattutto voi nuovi ascoltatori che ci avete scoperto su chissà quale piattaforma o chissà quale frequenza DAB durante le vacanze. Memorizzate il numero 340 6709 659 sul vostro cellulare e approfittate che qualunque cosa mi scrivete, ping, guarda, stanno già arrivando i WhatsApp, io la leggo. Intanto l'apertura dei siti, per fortuna, con una buona notizia riportata anche su alcuni quotidiani. L'ultima ora del Corriere è che sono state ritrovate a Formia le sorelline scomparse e sono stati fermati per sequestro la mamma, il compagno e il nonno. Insomma, mezza famiglia. Sapevano tutto, sorelle ritrovate a casa dello zio, fermate la madre e altre 2 persone sono accusate di sequestro. Questa è la striscia rossa sul quotidiano Repubblica e siamo soltanto contenti che sia tutto rientrato. L'accusa del papà: è stata la mia ex moglie a nasconderle e io l'ho sempre saputo. Naturalmente siamo curiosi di conoscere i particolari, che al momento non ci sono, ma li scopriremo sicuramente. L'importante è che le ragazze stiano bene. Ci tuffiamo, non ci sono altre novità, qualcuno vorrebbe sapere dei colloqui di pace. Sappiate che se secondo i quotidiani sembrava che andasse tutto all'aria, poi nella notte tranquillamente si è andati avanti. Colloquio di pace, finito il primo round, cellula di coordinamento con il Libano, linea di comunicazione per Hormuz, la minaccia di Trump, vi faccio saltare in aria il summit, rischia il flop, poi alla fine si è andato avanti tranquillamente.
Le sparate di Trump e le mosse di un regime più forte mettono a rischio la fase 2 dell'accordo, colloqui di pace in Svizzera, finito il primo round. Quindi alla fine sono andati avanti, ma non ci sono state novità di rilievo. E invece ci tuffiamo sui quotidiani per capire soprattutto come è andato il weekend della Lega. Sì, perché questo weekend ci sono state le primarie della Lega. Decine e decine di gazebo per tutta Milano hanno fatto firmare tantissima gente per proporre un sindaco alla città di Milano. Visto che il resto del centrodestra continua a dormire, la Lega ha deciso di fare gazebo e di chiedere a voi, senza mettere le candidature sul tavolo, semplicemente chiedendo a voi dei nomi. E i nomi sono arrivati. Ma una cosa per volta. Intanto la prima pagina del quotidiano Libero che risponde: altro che calo di popolarità, la risposta a Trump. Ed eccola qua la risposta a Trump, una bella fotografia con un gigantesco bagno di folla per la Meloni, che è andata a sorpresa dagli alpini. Messaggio al presidente USA che in casa prende fischi. Sempre in prima pagina su Libero c'è il dibattito nella Lega. Fedriga su Salvini, nessuna crisi e attacca Vannacci. Questo proprio in primissima pagina, l'articolo di Alessandro Gonzato. Come Grillo e Conte, solo senza super bonus né banchi a rotelle. Guarda che interessante questo parallelo. Praticamente Vannacci simile a Grillo e a Conte. Massimiliano Fedriga impallina Roberto Vannacci. Lo fa nella festa regionale della Lega a Carpacco, in provincia di Udine, profondo nord-est e tra le roccaforti del partito. Io dico non votateci alle persone che vogliono credere, a chi dice che risolverà i problemi dell'immigrazione o della sicurezza in un giorno in ogni angolo di questo paese. È vero, attenzione, non si può risolvere tutto questo in poco tempo. Ci vogliono anni e anni, e ne sa qualcosa la Lega, signori, che ha ottenuto proprio l'altro giorno un risultato enorme dall'Europa che, in poche parole, ha dato ragione alla Lega e al governo italiano. E queste sono vittorie che poi non sono spiegate come si dovrebbe. È per questo che io, lavorando in una radio che fa capo alla Lega, al centrodestra, ma in generale ha una politica diversa da quella di sinistra, anche se lo so che siete in tantissimi anche di sinistra o di centrosinistra che ci ascoltate, io mi aspetterei un'informazione ancora più profonda, ancora più potente. Ecco, questa è la mia proposta, un po' un mea culpa che faccio io stesso, perché probabilmente bisognerebbe fare di meglio, e chiedo a voi ascoltatori anche un parere, un giudizio. Sappiamo che abbiamo un bellissimo rapporto, sia quando ci vediamo alle feste della Lega, ai gazebo di Radio Libertà, sia quando ci incontriamo al supermercato, sia quando ci venite a trovare qua negli studi di Milano in via Bellerio 41, o semplicemente ci scrivete un WhatsApp al 340 6709 659. Andrebbe forse potenziato questo messaggio di comunicazione della Lega attraverso questa radio. È una domanda che non vi aspettate che Sammy Varin vi vuole fare a quest'ora del mattino, che il cervello suona un po' meglio. Suona? Non suona. Suona, che è certo che suona. Vai, vado avanti. Stavo leggendo Alessandro Gonzato su Libero. Quindi quelli che pensano all'arrivo di un messia, e quindi quelli che pensano che arriva Vannacci e risolve tutti i problemi, e attenzione, non è così. E certo, Vannacci, e vi parla uno innamorato di Vannacci, che è rimasto deluso come quando ti tradisce la fidanzata, che vai avanti a volerle bene, però dici che stronzo, quando ti fa le corna, avete capito? Ci siamo passati tutti dalle corna, no? Cioè, Vannacci alla fine, io vi capisco, lo vorreste votare perché rappresenta la novità, perché è un tipo tosto, parla bene, si fa rispettare, eccetera, però poi ti tradisce, ti prende in giro,
È questo il problema. E la sensazione che io ho, nonostante ami Vannacci, e che semmai dovesse prendere, e probabilmente li prenderà, una valanga di voti, e sarà peggio che la Lega poi, nel senso che la Lega ha fatto decenni e decenni, è il partito più anziano di questo Parlamento, portando avanti delle argomentazioni e vincendone alcune. Guarda l'autonomia, zitti zitti, anche lì manca comunicazione, signori, ma tempo pochi giorni e arriva effettivamente, e non sto scherzando, sul fronte immigrazione. Tante piccole vittorie una dietro l'altra, l'ultima a livello europeo che ancora non è stata spiegata, capisci? Beh, se dovesse vincere Vannacci non troverete nessuna differenza, se non che quello deve ricominciare da zero. E quindi ci vogliono anni, decenni per formare un tessuto politico intorno a lui. Adesso non vi dico che Vannacci vi vuole imbrogliare, vi dico soltanto che rappresenta la novità e quindi gli diamo fiducia, gli darete fiducia, non certo io, perché è nuovo, è certo come una nuova auto, un nuovo marchio, allora uno è curioso e lo prova. A questo punto siamo rimasti nella politica, senza pensare che poi alla fin fine dice le stesse cose che dice qualcun altro da 20 anni, con meno caratura politica, anzi zero caratura politica, perché intorno a Vannacci c'è il nulla. Vabbè, ma che cos'è Semivarin? Vuoi passare la rassegna stampa a parlare male di Vannacci? No! Stavo spiegandovi, ok? Perché c'è Federica che parla oggi sul quotidiano Libero e proseguo il suo articolo. Quindi quelli che pensano all'arrivo di un messia, proseguito il governatore del Friuli Venezia Giulia, sono gli stessi che in buona fede hanno creduto ai 5 Stelle nel 2018. Anche loro erano una novità. Abbiamo un esempio empirico. Abbiamo visto il fallimento di quel progetto basato solo sul prendere voti e non per dare risposte alla nostra gente. La verità è questa. Bisogna dare risposte, la politica è stata inventata per dare risposte. Poi certo c'è quello che parla bene, che si presenta bene e riesce ad attrarre picciu il voto, ma poi le risposte come le dai? Quando le dai? Federica ha continuato: penso che sia un problema di chi vuole credere a questa stupidaggine e chi la propone sta prendendo in giro i cittadini. Questo non è il DNA della Lega. La gente vuole risposte. E le risposte stanno dentro questo principio di serietà. Il governatore ha fondato il colpo. Dico di non votare Lega a chi pensa che se vota magari qualche generale, questo vi fa avere più soldi a tutti. Ci manca solo il reddito di cittadinanza. Federica ha pubblicato il video sui propri canali social e con un messaggio a Corredo ha rincarato la dose. Chi promette tutto sottovaluta l'intelligenza dei cittadini. Guarda che è importante sta cosa. Gli slogan raccontano i problemi, ma non li risolvono. Per le soluzioni servono responsabilità e rispetto per le persone. Nelle stesse ore in Veneto, l'ex vice di Luca Zaia, Elisa De Berti, oggi consigliere delegato ai trasporti, su Instagram ha pubblicato una sua foto mentre indica uno striscione con su scritto: Luca Zaia, la Lega e i militanti hanno bisogno di te. In alto, nell'angolo dello stesso striscione, un'altra scritta: grazie Matteo. Non è un messaggio contro qualcuno, ha commentato De Berti. A Salvini va il mio ringraziamento per ciò che ha dato alla Lega, le energie, il tempo, affrontando anche vicende difficili che l'hanno segnato profondamente. Ma la politica impone la capacità di rappresentare le aspettative di tanti cittadini che negli anni hanno creduto nel nostro progetto. Salvini ieri era tra i militanti ai gazebo della Lega a Milano, dove si votava per le primarie in vista della scelta del candidato sindaco, 10.000 votanti nel weekend. Il segretario ha tagliato corto: infastidito per gli striscioni? Io adoro la democrazia e il confronto con chi non la pensa come me. Rispetto ai militanti che mi hanno chiesto l'anno scorso di lavorare per 4 anni e questo farò. Il vice premier leghista ha sottolineato: coinvolgere i governatori sì,
Cominciamo domani, cioè oggi, con Zaia, Fontana, Fedriga, Fugatti, Stefani e i sindaci, coi due ministri fondamentali all'economia e all'autonomia. Cioè, capito? Oggi c'è un tavolo importante territoriale della Lega. Il fatto che la Lega abbia una squadra e sia migliore di tanti altri sarà sempre più evidente, dice Salvini. Oggi pomeriggio è quindi in programma il tavolo dei territori e Fedriga è d'accordo con questa cabina di regia. Una scelta corretta, ma quale partito spaccato? Stamattina invece è previsto lo scrutinio delle primarie milanesi. Sono orgoglioso del fatto che nonostante il caldo migliaia di milanesi stiano venendo a darci la loro idea di città. Un candidato sindaco che mi piacerebbe, ha evidenziato Salvini, si chiama Silvia Sardone. Arrivati i risultati li offriamo al centrodestra sperando che entro l'estate ci sia il nome. La Lega non imporrà nessuno, ha tenuto a precisare, ma riteniamo di avere donne e uomini e idee da offrire. Sardone, europarlamentare al secondo mandato e consigliere comunale, è una catalizzatrice di preferenze. Conosce Milano e ama Milano, ha detto Salvini. Non mi interessa il titolo "La Lega vuole il sindaco". Il PD potrebbe schierare Pierfrancesco Maiorino, presidente del gruppo Demi in regione. È assolutamente battibile, ha risposto il vice premier. Non so come sceglieranno il candidato a sinistra, ma non ho paura. L'unica cosa che temo sono i tempi lunghi del centrodestra, come l'ultima volta, perché quando arrivi a offrire il candidato sindaco a poche settimane dalle elezioni, è chiaro che i milanesi non ci stanno. Primarie di coalizione per sceglierlo? Se vogliamo scegliere ai gazebo il sindaco di centrodestra che manderà a casa il PD e farà dimenticare il poco o nulla di Sala, perché no? Anche la Sardone è pronta. Se facciamo le primarie di coalizione e il mio partito è d'accordo, io corro, dice la Sardone. Vediamo se gli altri ci stanno, altrimenti decideranno i leader. La mia opinione conta poco. L'investitura di Salvini? Ne sono onorata. Così quindi, primissimo risultato dalle urne? No, semplicemente l'investitura che Matteo Salvini, nonostante moltissimi alle urne, in questo caso della Lega, in questo weekend hanno votato per lui, l'investitura che Salvini ha fatto è stata quella per la Sardone, sindaco del centrodestra. Naturalmente chiedo subito a voi ascoltatori del nord, del centro, del sud, perché qua importa poco, stiamo parlando di Milano, ma lo sapete che se dovesse perdere il PD, la città di Milano, pian piano le perde anche le altre: Torino, Bologna, Roma. 340 6709 659. Che ne pensate di una Sardone sindaco di Milano? Intanto comunque attendiamo il risultato ufficiale delle urne milanesi che arriverà nel corso della giornata. Giro la pagina e andiamo, siamo sul quotidiano Libero, ci restiamo per qualche minuto perché porta notizie importanti. Prima di tutto quella del Pride, ragazzi miei, sono sfilati anche sotto casa vostra i gay con bambini. La roba che più mi fa impressione sono i bambini in mezzo a questa gente col culo di fuori, ragazzi miei. E poi a Roma capovolti la leghista Bongiorno. Vergogna Pride, nemici a testa in giù. E li vedete che ci guarda in radiovisione sul sito di Radio Libertà, o avete scaricato la app, o ci sbirciate su Facebook e su YouTube cercando Radio Libertà o Lega Salvini Premier. Eccoli qua. Consenso sì, Bongiorno vaffanculo. Al Pride. Ecco l'inclusione, la tolleranza, l'apertura mentale del popolo del Pride. Un tempo si chiama Gay Pride, è vero? Un tempo si chiamava così, è solo Pride perché fa più figo, e poi insomma non ci sono soltanto i gay, quelli, cioè non è che tu devi essere, sei gay vai al Pride, no, ci sono gay e gay.
non tutti possono andare al Pride. Se sei ebreo, ad esempio, a Roma, anziché manifestare in modo colorato per le vie del centro, hanno preferito lanciare insulti nei confronti di chi non la pensa politicamente come gli attivisti e appendere a testa in giù alcuni dei loro nemici. Spicca il cartonato della senatrice leghista Giulia Bongiorno, la quale peraltro è impegnata da anni nella difesa delle donne, ma è probabile che il popolo LGBT questo lo ignori come molto altro, oppure lo sa e persevera nella propria intolleranza. Assieme alla Bongiorno, il premier israeliano Netanyahu, ormai il Pride è diventata una sfilata pro-pal, e a testa in giù c'era pure Elon Musk, accusato dei mali di mezzo mondo, e meno male che questo è il popolo dei diritti. Siamo sul Libero, lo giriamo velocemente perché anche questa è bella, signori. Il consigliere d'Emeritreo che critica De Pascale, il governatore dell'Emilia Romagna. Lo amiamo, Michele De Pascale. Senti un po'. Il consigliere d'Emeritreo contro il governatore. Sono stupito che De Pascale usi la parola clandestino. Michele, ma che vogliamo fare? Hai detto clandestino. Oh, mamma mia, ma che... È bastato che Michele De Pascale usasse la parola clandestino per scatenare un putiferio. A criticare il governatore Dem dell'Emilia Romagna è stato un consigliere regionale del PD, Sid Negash. Non è bresciano questo, è di origini eritree. Colpisce che nel 2026 un esponente del centro-sinistra utilizzi ancora il termine clandestini, una parola che appartiene più alla propaganda che alla realtà, ha tuonato Negash. Un termine che De Pascale ha pronunciato a 8,5 di Lilli Gruber. Penso che questa enorme mole di clandestini vada ridotta. E ancora, se uno è clandestino e anche commesso un reato, ha tradito qualsiasi tipo di fiducia nel nostro paese. Queste, signore e signori, sono le frasi incriminate. Che ne pensate? Gli scriviamo un whatsappino a Michele De Pascalino, 340670969, tessera ad honorem della Lega per il governatore dell'Emilia Romagna, che finalmente dice le cose come stanno, non come ai corsi per giornalisti, così ti aggiornano il cervello, se te lo aggiornano in versione comunista. Quindi parole di buonsenso, dice oggi il quotidiano Libero, quella di Michele De Pascale, tranne che per Negash, che propone un pubblico confronto con le associazioni e le realtà migranti, insieme a Michele De Pascale, perché dobbiamo insieme cambiare la prospettiva di questo paese, ha detto il consigliere Dem rivolgendosi a De Pascale. De Pascale, le persone non sono clandestine, possono essere sprovviste di documenti, in attesa di regolarizzazione, vittime di procedure burocratiche lente e inefficaci. Hai capito? Le parole non sono neutre. Chi ricopre ruoli istituzionali dovrebbe saperlo meglio di chiunque l'altro. Eccolo lì. Preoccupa l'idea secondo cui chi commette un reato debba essere espulso dal paese. Chi delinque deve essere processato e condannato secondo le leggi, scontando la pena come ogni altro cittadino. La giustizia non può essere sostituita da una scorciatoia amministrativa, la remigrazione, che rischia di trasformare il tema della sicurezza in uno slogan elettorale, ha concluso consigliere Dem Eritreo. Che ne pensate? La parola clandestino dobbiamo bandirla dal dizionario? 340670969. Ma che bell'argomentino il clandestino il lunedì mattino. Non è male sta cosa, non è male. Bene, mi piace mettere un po' di pepe in culo ai nostri ascoltatori già a inizio settimana. E allora giriamo la pagina e qui arrivano le brutte terribili notizie del weekend, ragazzi miei. È stato un weekend di morte sulle strade, passando però dall'Egitto. Sì, perché con
83 euro, signori, e voilà, 83 euro, e l'ex marito della povera ragazza rinchiusa in Egitto in attesa di processo è stato liberato. Era in carcere per minacce al viceconsole italiano, pagata cauzione di 83 euro, adesso è libero l'ex di Nessi Guerra. La ricorderete, la donna condannata per adulterio vive nascosta con la figlia in Egitto e adesso è di nuovo in pericolo. Un brutto colpo. Questo timer Omuda ostacola chiunque mi aiuti. Un marito appena autoritario che vuole sottomettere la moglie. Ha detto sì, ti perdono, ma devi essere sottomessa. E poi la serie appunto terribile di cronaca nera di questo weekend. Siamo su Libero, dramma familiare a Torino, mamma strangola la figlia di 13 anni e poi si suicida. A scoprire la tragedia è stata l'altra figlia di 19 anni, adesso ricoverata per un malore. La donna di origini romene si era da poco separata dal marito, ma come vi dicevo un weekend di sangue, con la principale tragedia, quella di Senago alle porte di Milano, auto in un canale, 3 morti, a bordo 9 giovanissimi. La discoteca, i drink, la velocità, Camilla, Lorenzo e Riccardo non ce la fanno. Arrestato il 19enne alla guida positivo all'alcol test, Salvini, serve intervenire. La verità è che non c'è più percezione del pericolo. Allora, già i giovani percepiscono di meno il pericolo rispetto a noi grandicelli o a noi anziani, poi con questi social, con questi telefonini, vivono sempre in un'era digitale dove basta schiacciare il bottone e si cancella tutto quello che hai fatto, mentre quando vivi la realtà questo non si può più fare. Poi è chiaro, bevendo qualunque tipo di drink alcolico, la percezione è ancora più bassa, la percezione del pericolo. Ti sembra di essere un Superman. Mi viene un parere stupido, perdonatemi. Sei come un gatto, un gattino che pensa di non morire mai. Il gatto ha 7 vite, si dice così, e quindi molto spesso fa delle acrobazie, delle peripezie pazzesche, e poi alla fine te lo ritrovi che attraversa la strada. Pensa di essere più veloce della macchina, e non sempre è così. Ecco, dobbiamo cercare di minimizzare il rischio che i nostri figli corrono ogni giorno, facendo più attenzione, a volte limitando parte della loro libertà. Lo so che dispiace a volte, anche a me spiace quando a mio figlio Elia gli dico: è tardi, devi tornare a casa. Non si sta in giro la sera tarda, non si sta in giro di notte, soprattutto quando non c'è nessuno o quando tuo padre deve andare a letto presto perché poi prima delle 5 si sveglia. Bisogna agire anche in questo modo con i nostri figli e con i nostri nipoti, e soprattutto insegnare loro, certo, che l'alcol peggiora tutto quanto. Colpa anche dei locali, certo, che fanno soldi vendendo drink alcolici. Aumentare la quantità di drink fatti meglio, ancora più buoni e invitanti, ma non alcolici. Potrebbe essere un'idea. Lo chiedo a voi, so che ci sono anche tanti imprenditori che mi ascoltano. Ditemi la vostra al 340 6709 659, ma soprattutto, ripeto, la percezione del pericolo è anche pensare che su un'auto che è stata inventata per avere 5 persone a bordo, se ci sali in 9 persone, stai rischiando troppo, così come andare in giro col monopattino senza casco. Sembra una stupidata, ma stai rischiando molto in quel momento. Anche qui, signori, ditemi la vostra, 340 6709 659. Questa tragedia a Senago ha fatto molto male, perché bastava soltanto che il guidatore andasse un po' più piano e quelle transenne non le avrebbe tirate giù. Ma anche nel palermitano, guarda qua, muore una 41enne, sorpasso vietato
e piomba sui ciclisti, scontro autoscooter in Versilia, ha travolto 17enne, vai domiciliari. L'incidente a Latina, dopo giorni di agonia se ne va una neonata. Tutto questo in una pagina terribile di cronaca, la pagina 17 del quotidiano Libero. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccola qui, la meditazione al piano di ogni mattina intorno alle 8, un pianista sconosciuto, perché io mando solo artisti sconosciuti, bravi, bravissimi del territorio, ma che non sono entrati, almeno per il momento, in quei circuiti importanti. Lui si chiama Andrea Calabrò, con l'accento sulla O, in arte Calapiano, perché suona il piano. Questo pezzo Breeze lo trovate su tutti gli store digitali, ma anche semplicemente su YouTube. E ogni settimana stiamo spulciando tra la produzione di questo giovanissimo Andrea Calabrò. Con il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varin. Ho appena finito di condividere, clicca, condividi su tutti i miei social questa rassegna stampa che già trovate automaticamente sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier con più di 1 milione di follower, ma la trovate anche su quella di Radio Libertà, oltre che sulle mie pagine, quelle di Samuele Sammy Varin. Buongiorno a Francesco in regia, più bello e abbronzato che
semmai si vede che sei stato al mare, naturalmente ci potete raccontare le ore passate in treno in compagnia di decine e decine di maranza sottomessi a loro, signori, che vergogna, vi sottomettete ai maranza, ma soprattutto non c'è un capotreno che gli può dire un po' di silenzio, non mettete la radio a tutto volume, non si fuma in scompartimento. No, ormai hanno paura anche loro, meglio stare zitti, lasciamoli fare. Dai, giro di WhatsApp al 340670969, vediamo dove ci portano i nostri ascoltatori. Forse oggi Trump sta capendo la trappola iraniana vincente delle trattative. Come detto più volte, oltre al sistema Iran, l'obiettivo è isolare Israele dall'America e fare del Libano un avamposto per la sua distruzione. Il Libano non ha un esercito efficiente e vorrebbero essere liberi dai terroristi, magari con garanzia israeliana. Forza Israele USA continua ad appoggiarlo, ci scrive un mattiniero Maurizio. La Graziella, bene, le due sorelline erano da uno zio materno e stanno bene, hanno tenuto in ansia per 15 giorni tutto il paese e grande spiegamento delle forze dell'ordine per la loro ricerca, ma bene così. Adesso qualcuno probabilmente andrà nei casini, lo immagino. Zaia e Federica hanno dimostrato la loro pochezza verso chi non si vaccinava. Questo è il Novax che non dimentica. Non avranno mai per molti leghisti il carisma per guidare il movimento. Caro ascoltatore, se non ce l'ha il carisma Zaia e Federica, non saprei chi lo può avere, perché nei giorni dei vaccini Sardone va bene, ma io ci vedrei molto bene la Cisint. Sa come trattare certe persone. Interessante, Pietro. Ancora i vostri WhatsApp al 34067096659. Quella di Senago non è una tragedia, è idiozia. Bastonate e castighi da 0 a 18 anni. Per il resto è ora di farsi giustizia da soli, visto che lo Stato è complice. È Marco è uno di quelli che va in giro col fucile ad ammazzare i negri. Bravo Marco, avanti così. Sto scherzando, naturalmente. Il problemino è che questi ragazzi vanno maggiormente educati, ma deve essere tutta la società che li educa e bisogna insegnare loro che quando si beve in compagnia, ma ragazzi, sono cose che diciamo da 20 anni, in altri stati d'Europa è la normalità, quando si beve in compagnia, una volta per uno c'è lo sfigato che non beve e quello è quello che vi porta a casa, capito? È la normalità, ragazzi miei, ma io l'ho sempre fatta questa cosa, non mi sembra di essere uno stinco di santo. PS, nel mentre si continua nel silenzio ad attuare tutte le idiozie UE, case green, così le nostre sono degradate a zero valore, pannelli solari cinesi che prendono fuoco, digitalizzazione per lasciare indifesi l'80% degli italiani, euro elettronico per rubare i pochi risparmi. Caro Marco, sei veramente uno psicologo. Buongiorno Varin, per la storia della ragazza prigioniera in Egitto, io manderei i ragazzi dei servizi a liberarla e portarla in Italia con la famiglia e naturalmente con il divieto del marito a venire, pena il carcere duro. Bravo Francesco, non sarebbe un'idea, I servizi italiani che fanno? Boh. Lorenzo da Como, ciao Sammy, De Pascale, De Pascale che ha detto clandestini, ha detto il termine clandestini, ha capito che molti elettori del PD sono pronti a saltare sul carro di Vannacci a motivo delle sue idee in materia di immigrazione. Per frenare la probabile fuoriuscita di elettori del PD, De Pascale ha semplicemente iniziato a parlare come Vannacci. Buona giornata. Ma caro mio, peccato che come Vannacci da sempre parliamo anche noi, clandestini, lo diciamo se sono clandestini. Al militante Eritrea spieghiamo la remigrazione per filo e per segno a lui e alle associazioni di migranti, mi scrive un altro Marco. E poi un messaggio audio, sentiamo che cosa dice sul cursore, vai col cursore.
Pompa, 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 pompa. Buongiorno, sì, io sono d'accordo, anzi io dalle 11 in poi non darei proprio nessun drink alcolico nei locali, e poi ci sono tanti drink buonissimi senza essere alcolici, e poi soprattutto obbligare a questi locali che fanno soldi su soldi, mettere devono obbligarli con delle persone, delle guardie, insomma, che lì all'uscita che devono controllare coloro che devono mettersi alla guida, se sono in Uber, fare i controlli dove si avvicinano alle auto, quanti salgono, se sono ubriachi, eccetera, fare l'alcol test. Io obbligherei queste locali a mettere queste persone di guardia. Non dobbiamo noi pagare per mettere delle guardie a controllare, devono essere loro. Scusate, ma i soldi li fanno, e quindi che sborsino anche per i controlli. Grazie, fanno veramente pena queste famiglie, a parte che appunto non ancora maggiorenni e già essere in giro alle 5 del mattino, questo non va bene. I genitori devono pretendere almeno entro l'1 tu devi essere a casa, festa non festa, entro l'1 mi sembra che vada già molto bene. Per i minorenni puoi ancora pretendere, i genitori, quindi che si diano da fare e non piangere dopo. Chiacchierata un po' lunga, ma l'ascoltatrice mette sul tavolo un problema scottante, che riguarda sempre il rapporto con i nostri figli, e soprattutto finché sono minorenni. Vi dicevo io prima con mio figlio Elia, saperlo in giro, in motorino, in bicicletta, la sera dopo una certa ora non si sta bene, e quindi io lo dico chiaramente, si torna entro quest'ora. Se non torni entro quest'ora, prendo la macchina e ti vengo a cercare. Ecco, questa è una minaccia che normalmente funziona, perché l'idea che tuo padre ti venga a cercare facendoti fare una figuraccia di merda con tutti gli amici, li spaventa niente male. Io sono un tipo molto teatrale, qualcuno mi conosce, e quindi queste cose le so fare molto bene, ma tant'è, ditemi la vostra, 340 6709 659, visto la terribile pagina di cronaca del weekend su tutti i quotidiani che torniamo a sbirciare, signori, andando anche pericolosamente su quotidiani che non ci sono particolarmente amici, però lo sapete, quando Sammy Varin vi porta ad esempio su Repubblica, un motivo c'è, bada bene, e allora dai, turiamoci il naso e andiamo su Repubblica, che apre questa mattina con Trump mina i colloqui, poi in realtà durante la notte i colloqui sono proseguiti. A Lucerna, negoziato USA-Iran in bilico dopo la minaccia aprite Hormuz o vi faccio saltare. Poi il nuovo attacco all'Italia, non è lì a difenderci anche se spendiamo miliardi per la NATO. Io chiaramente ho svolazzato su quelle cose successe da venerdì mezzogiorno in poi, la frase contro la Meloni, che qualcuno mi ha fatto notare che è stata anche un po' mal tradotta in italiano, chissà da chi, la risposta della Meloni e la solidarietà da tutto il governo, dal centrodestra e anche a qualcuno del centro-sinistro, insomma, che però ci siamo troppo prostrati a Trump, insomma, sono successe cose che però, vedi, tranquillamente ci hanno permesso di restare ancora vivi, andare avanti e girare la pagina. Vi dicevo, le stragi su Repubblica, anche a pagina 13, eccola qua, le stragi infinite del sabato sera, 600 morti dall'inizio dell'anno. Salvini annuncia un vertice con Piantedosi, l'associazione vittime delle strade, il nuovo codice non basta. Sul tragico incidente in Lombardia è intervenuto ad esempio il ministro dei trasporti parlando ai gazebo della Lega a Portello a Milano,
È vero che grazie al nuovo codice della strada l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, però sono ancora troppi ragazzi che non tornano a casa, ha detto Salvini, annunciando una riunione con il ministro dell'Interno Piantedosi già questa settimana sul tema della sicurezza stradale. Voglio scrivere ai ragazzi, agli studenti, ai neopatentati, voglio raggiungerli nelle case e incontrarli nelle scuole. La vita è sacra ed è solo una, continua. Di parere diverso è Domenico Musico, avvocato e presidente dell'Associazione Vittime Incidenti Stradali. Dopo l'ultimo weekend, Musico ha lanciato l'allarme: non è possibile continuare così con questa strage di giovanissimi sulle nostre strade. Per il presidente il nuovo codice della strada non basta fermare la strage. Ma guarda un po', hai scoperto l'acqua calda. A Musi, la richiesta è di intensificare i controlli su velocità, ebbrezza e droghe nei weekend. Sì, poi però certi giudici si inventano delle robe. Vabbè, di intensificare i controlli, ebbrezza e droghe nei weekend, di introdurre l'educazione stradale obbligatoria nelle scuole, d'accordissimo, tema su cui l'associazione attende a breve un incontro con il Ministero dell'Istruzione. Sono d'accordissimo. L'intervista di Michele Bocci, quest'oggi sul quotidiano Repubblica: un incidente su 4 è provocato dall'alcol, la quantità non c'entra. È interessante anche questa cosa. Il tipo di drink è ininfluente, resta una sostanza tossica che induce dipendenza. E quindi come si convincono i ragazzi a non bere prima di guidare e comunque a ridurre l'uso di alcol? Risposta: dal punto di vista normativo sono stati fatti passi avanti, ma per far diminuire gli incidenti ci vuole un pacchetto di misure. Va ridotta la disponibilità fisica ed economica degli alcolici. Si torna al proibizionismo. Fa un po' ridere, però nei locali dovrebbero essere vendute più bibite analcoliche. Servono più controlli stradali perché è dimostrato che sono il deterrente principale. Serve puntare sull'alfabetizzazione sanitaria. L'alcol va spiegato nelle scuole, ma non basta più andare nelle superiori. Si deve iniziare dalle elementari. Bisogna intercettare chi fa incidenti dopo aver bevuto. Queste persone vanno seguite per individuare problemi di consumo e prevenire nuovi episodi. In questa intervista interessante, nonostante sia su Repubblica, si parla anche di percezione del rischio. Quanto è pericoloso l'alcol per i ragazzi? Fino a 25 anni sono a rischio di danno cerebrale per mancanza di un enzima che serve a metabolizzare l'alcol, così la sostanza, che è un solvente, gira indisturbata nell'organismo, facendo danni a livello di membrane, anche dissolvendo le cellule cerebrali. È un processo che fa anche diminuire la percezione del rischio? I giovani, già per loro natura, hanno una bassa percezione del rischio. Con l'alcol la perdono ancora di più. Quello che è importante dire dopo ciò che è successo è che l'alcol compromette la capacità di guidare. Non è una questione di quantità né di tolleranza. Il messaggio per tutta la popolazione, in particolare per i giovani, è sempre lo stesso: se guidi, non bere. Il limite del codice della strada per neopatentati under 21 del resto è 0 e non 0,5 grammi per litro come per gli altri, ok? Ma soprattutto, lo ripetiamo ancora una volta, la percezione del rischio. Nei giovani la percezione del rischio è bassissima, soprattutto nei giovani di oggi che sono abituati col telefonino a non vivere più la realtà, a viverla distaccatamente, come se tutto fosse un gioco. Chiaro che chiedo a voi, signori, al di là della politica, che siate comunisti o fascisti, cosa ne pensate? Scrivetemi al 340 67 09 659, perché la nostra radio, oltre a essere un laboratorio politico, è un laboratorio umano, che poi chiede alla politica delle risposte. Questo sì, e questa è l'importanza di questa radio. Ritorno a bomba su Repubblica, pericolosamente su Repubblica, perché a pagina 19 Lega, Salvini cerca la tregua e lancia Sardone a Milano.
Niente di nuovo, anche sul Libero è scritto, ma in taglio basso, sorpresa, Matteo Pucciarelli è andato alla festa della Lega di Caronno Varesino in provincia di Varese, quella che abbiamo pubblicizzato in settimana. Basta Roma ladrona, alla festa dei Lombard torna il vecchio slogan. Ma dai, Puccia, sei andato a mangiare cose buone alla festa della Lega a Caronno Varesino. Al raduno annuale nel Varesotto i militanti sognano la rinascita del Partito del Nord. Partito del Nord che non c'entra niente con le leghe che si inventano i nostri ex colleghi. Romeo, pensiamo ai nostri valori. Te che la leggiamo. Oh, parlano anche del militante Fagioli. Il generale è un errore, grandissimo Fagioli. Riappaiono gli striscioni con il sole delle Alpi e le bandiere dei giovani padani. Ma certo, abbiamo ancora tutto qua, cosa credi? Dopo 3 giorni di festa a Caronno Varesino, col grande finale della premiazione e dopo il torneo di calcio balilla, si smobilita tavole, panche, bandiere e manifesti, ma non la Lega, assicurano qui, perché anzi la Lega vera sta tornando. Polenta, gorgonzola, rosticini e salamelle. Ah, il Pucciarelli ha fatto il pieno. Classico estivo in provincia. I luoghi dove il Carroccio è nato, dove anzi tutti sono nati e cresciuti. Umberto Bossi, Bobo Maroni, Attilio Fontana, ma anche Giancarlo Giorgetti. Il vecchio militante Elio Fagioli, che salutiamo, figura storica della base Lombard. Nel 2022 alle elezioni per la presidenza della Repubblica qualche leghista nelle prime votazioni scrisse il suo nome. Durante la prima serata venerdì aveva intonato il Va Pensiero, quello che voleva essere l'inno padano dell'indipendenza, quello che siamo tornati a trasmettere ogni mattina alle 7:25 qui su Radio Libertà. Le ha viste vissute tutte, ricorda di quando 2 anni fa a Pontida incrociò Roberto Vannacci, gli feci: dico sempre a tutti che non c'entri nulla con la Lega, ora mi raccomando non fare un partito per i cavoli tuoi, eh? Lui rispose: ma lei crede per caso ai giornalisti? Aveva ragione Fagioli, qui avevano già capito in parecchi come andava a finire. E adesso, sotto i tendoni dell'area festa, hanno appiccato le foto di Umberto Bossi, sorridente, col sigaro e lo slogan storico né neri né rossi, ma tutti in coro, liberi con Bossi. Negli ultimi anni di sbornia sovranista e alleanze con estremisti di destra italiani di mezza Europa, quel grido era finito in soffitta. Ora invece ritornano gli slogan contro Roma ladrona, la Lega non perdona, le tovaglie verdi come le camicie di un tempo, gli striscioni con il sole delle Alpi, le vecchie bandiere dei giovani padani, i quali adesso si chiamano Lega Giovani, faranno la loro festa nazionale a Milano Marittima il prossimo weekend. Ne stiamo parlando, tra gli ospiti di onore anche Joe Urso, influencer famoso per osannare i ricchi e l'ostentazione del lusso tra neologismi tipo fatouage e chiavage. Il vintage è anche una scelta forzata e chissà se non fuori tempo massimo, con la concorrenza di FN sul terreno nazionalista, serve tornare alle origini. Il segretario della Lega Lombarda, Massimiliano Romeo, lo va ripetendo nei suoi comizi sul territorio. Lo ha fatto in provincia di Bergamo la settimana scorsa, idem qui nel Varesotto. L'autonomia prima di tutto, dobbiamo pensare ai nostri valori, alla nostra storia. Ci sono temi comuni da nord a sud, ma si possono valorizzare di più certe tematiche del nord senza offendere nessuno degli amici del centro-sud che stanno facendo il loro lavoro. Credo e spero che il governo si muova in questa direzione, perché la Lega è nata qui. Fontana invece, un altro che come Fagioli aveva spiegato in largo anticipo la pericolosità di investire politicamente così tanto sul generale in congedo, l'ha chiamata la strada giusta da ritrovare, e la cabina di regia voluta da Matteo Salvini può funzionare a ricalibrare la linea, perché la questione settentrionale riguarda l'intero paese. Se il nord non compete con il resto del mondo, ci rimette l'Italia.
Un anno fa al congresso di Firenze si puntò su Elon Musk, sul rapporto con Donald Trump, con Viktor Orban, si consegnò tessera e vice segreteria, unico pacchetto a Vannacci. Come è andata a finire questa tragedia è sotto gli occhi di tutti. La nostra Lega, riflette Manuela Maffioli, la deputata subentrata a Bossi dopo la sua morte, ex vice sindaca di Busto Arsizio, sono i volontari, i militanti, ma soprattutto la voglia di stare uniti e tenere duro anche nei momenti meno facili. Questione di sopravvivenza. Bel paginone oggi, inaspettato, vi dico la verità, sulla pagina 19 di Repubblica, con anche il famoso volantino: né neri né rossi, ma liberi combossi. Alla festa di Caronno Varesino sono apparsi dei manifesti in ricordo del fondatore Umberto Bossi, che però lanciano un messaggio anche alla svolta sovranista imposta da Salvini: né neri né rossi, ma liberi combossi. E qui naturalmente chiedo a tutti voi un parere al 340 67 09 659, mentre in taglio alto, come vi dicevo, Repubblica scrive: Lega, Salvini cerca la tregua e lancia Sardone a Milano. Vi leggo qualche riga, ma è più o meno la fotocopia di ciò che è andato scritto sul Libero. Matteo Salvini cerca la pace e, in vista della cabina di regia con gli amministratori locali, che oggi si riunirà da remoto per la prima volta, ostenta sicurezza. Con Zaia e Federica in questi ultimi 10 giorni mi sono sentito non spesso, ma spessissimo, racconta, mentre conclude l'ennesima visita a uno dei gazebo che hanno visto la celebrazione della sua leadership a Milano, dove gli anti-salviniani si contano sulle dita di una mano e il capitano vuole, in vista delle comunali 2027, far passare un messaggio: io ci sono. E Fratelli d'Italia Ignazio La Russa, che con il suo endorsement da Maurizio Lupi da mesi punta a fare il kingmaker, non possono dare le carte da soli. Eccola allora la strategia di rilancio di Salvini, all'angolo dopo settimane di mal di pancia e logoramenti interni a causa delle richieste di rinnovamento dell'ala nordista del partito. Da un lato il nuovo tavolo che oggi, nello scetticismo di molti big, parte. Un organismo scelto da tutti, è stato Federica a chiamare le persone, assicura lui. Dall'altro, il sondaggio milanese per indicare il possibile candidato, a cui secondo la Lega, anche se ai 23 gazebo di sabato e 15 di ieri di file non se ne sono viste, avrebbero partecipato circa 10.000 milanesi, e dal quale, secondo le prime indiscrezioni, il nome del capitano sarebbe uscito vittorioso, seguito dalla sua vice Silvia Sardone e Alessandro Morelli. C'è già al mattino Salvini che si gioca la carta con gli alleati del centrodestra, conosce e ama Milano, mi piacerebbe come candidato sindaco, dice parlando della Sardone, eurodeputata in città campionessa di preferenze, ma il cui nome lascia perplessi e non poco gli alleati. Pensiamo che su Milano, per prendere i voti di un elettorato moderato e riformista, serva un profilo più inclusivo, occorre uno sforzo per convincere gli elettori di centro, cattolici e riformisti, le parole della senatrice di Noi Moderati Gelmini. E se da Fratelli d'Italia le bocche restano cucite, anche da Forza Italia, che medita su un'eventuale corsa in solitaria su modello di Vigevano in appoggio a Carlo Cottarelli e in alleanza con Azione, sul nome di Sardone i dubbi ci sono. Già oltre un anno fa, del resto, il coordinatore lombardo degli Azzurri, Alessandro Sorte, aveva messo in guardia dalla sardonizzazione del centrodestra, riferendosi alle posizioni anti-immigrati, anti-islam della passionaria leghista, bla 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 bla. Andiamo avanti, però un bel paginone su Repubblica e fa bene alla salute. Così come, ve lo anticipo soltanto, ma poi lo andiamo a leggere meglio dopo la pausa, sul quotidiano Il Giornale c'è roba buona. Perché c'è roba buona? Perché si parla di immigrazione e si parla di Lega. Oh, faccio un giro veloce sul Domani. Da oggi abbiamo in rassegna anche il quotidiano Il Domani, che apre con Hormuz chiuso, Trump minaccia, il negoziato con l'Iran va avanti, ma dedica anche un mezzo paginone, un articolone a Crosetto, che ha aperto un bar
E che cazzo te ne frega? Una gintoneria, la società di consulenza che ha una quota del bar aperto dopo il viaggio a Dubai, crosetto tra guerre, amore e gin tonic. Il ministro e sua moglie hanno creato una SRL e sono entrati in affari in una gintoneria di Roma. I loro soci sono 3 quarantenni, uno di loro siede nel CDA di un'azienda d'affari con la difesa. Bene, gin tonic per tutti. All'interno il quotidiano Il Domani ha una pagina più o meno in cui riassume quello che è successo dal punto di vista politico, fa un pastone. Pagina 6, Meloni dagli alpini per dimenticare Trump, Salvini lancia Sardone, sindaca di Milano. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto la premier, che cerca di superare gli attacchi del tycoon. Il leader leghista e gazebo milanesi prova a misurare l'umore dei militanti, ma rimanda qualsiasi giudizio sul suo futuro. Questo è il pastone che fa sulla politica il quotidiano Il Domani. Vi dicevo invece del quotidiano Il Giornale. In taglio alto, infatti, orgoglio nazionale, bagno di folla per la premier, Meloni visita gli alpini e dimostra a Trump che la sua popolarità non è in calo, il governo abbassa i toni ma Donald torna all'attacco, non va bene, ma soprattutto bada ben, il sondaggio esclusivo in questi giorni, anche venerdì ragazzi, sto sondaggio di Sky TG24 che si è permesso di tirare in ballo da una parte Zaia e da una parte la Lega, cioè si è fatto il sondaggio, ma chi gliel'avrà commissionato poi? Ha fatto il sondaggio Sky TG24 venerdì come sarebbe andata, come andrebbe la Lega se ci fosse Zaia al comando, e il risultato è che giustamente avrebbe superato il 12% e gnigniero. È la prima volta che questi si inventano un sondaggio con un altro segretario della Lega, misteri, apparizioni, sparizioni. E oggi invece sul quotidiano Il Giornale un sondaggio più eccitante, sondaggio esclusivo, Vannacci al contrario, se corre da solo il centrodestra vince. E anche questa è una roba che ci fa cadere dal pero, cioè noi siamo tutti qua a dire Vannacci, sì, è fatto così, però deve stare nel centrodestra, altrimenti rischiamo di perdere. No, Vannacci al contrario, secondo questo sondaggio, se corre da solo il centrodestra vince, se corre con il centrodestra perdiamo. Restate lì, ne parliamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. 030 68 4408 oppure olioacerbis.com. Prenotate per il vostro fabbisogno primavera e estate il nostro olio extravergine di oliva Acerbis. Chi ci conosce già, chi lo usa ormai da anni, sa che è un prodotto molto importante, specialmente a crudo. Un olio che nasce dall'estrazione a freddo di olive italiane certificate all'origine. Imbottigliamo tutte le mattine sulle sponde del lago di Garda per portare sulla vostra tavola un qualcosa di unico, meraviglioso, straordinario che il mondo ci invidia. Prenotatelo adesso, potete prenotarlo dicendo io ascolto Radio Libertà e questa, fidatevi, è una grandissima opportunità.
per il mese di maggio o per il mese di giugno, perché a luglio noi non garantiamo assolutamente di avere disponibilità. Il prezzo è rimasto quello. Il prezzo è rimasto 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro di un olio meraviglioso. Se amate fare la scarpetta, se volete mangiare bene, state ascoltando un messaggio giusto al momento giusto. 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo la faccia e le mani di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'aria svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te.
Divertentissima versione di Nel blu dipinto di blu. Lui è Marco Traini, tenore, pianista, autore abruzzese. Sono le 8:38. Buongiorno a chi magari si può permettere di ascoltare la nostra radio in versione vacanze, approfittando della chiusura delle scuole, giustamente con i consueti figli o ancor meglio nonni con nipoti, ci sente dal mare o dalla montagna. E magari avete scoperto che Radio Libertà si ascolta in tutta Italia nel canale DAB. Basta schiacciare DAB sulla vostra autoradio o sulla vostra radiolina e cercare, siamo tutti in ordine alfabetico, Radio Libertà. Saltiamo fuori automaticamente, basta estrarre completamente la vostra antenna e voilà, con il DAB, senza utilizzare internet, siamo in nazionale. Il buon mattino anche a tutti quelli che hanno scaricato l'applicazione di Radio Libertà, ancora meglio con il cellulare, in qualunque posto del mondo clicchi sull'icona Radio Libertà e parte la voce di Sammy Varin. Certo, è ancora più comodo cercare poi la rassegna stampa sul sito di Radio Libertà nella sezione podcast, appare verso le 9:30, oppure su Facebook e su YouTube, sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, con milioni di follower. Il buongiorno arriva anche dai vostri messaggini, si parla di cronaca, si parla di politica, si parla certamente anche delle prossime interviste, perché alle 9 arriverà questa mattina il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, e abbiamo qualche bella domandina da fargli, anche perché Molinari è apparso su alcuni quotidiani nel weekend parlando di Lega, e quindi cercheremo di capire ancora di più. Intanto però i vostri WhatsApp arrivati al 340 6709 659, vi devo ringraziare perché siete veramente un esercito bellissimo e soprattutto fate pensare. Questa radio deve essere un laboratorio politico non solo per la Lega, ma su qualunque argomento. Abbiamo parlato prima degli incidenti dei giovani, capire cosa si può fare che ancora non si è fatto. Buongiorno Sammy, per lavoro mi tocca vedere tutti i comportamenti più sbagliati di chi guida, ma se da una parte è vero che non c'è il senso del pericolo, dall'altra c'è che chi dovrebbe far rispettare e applicare le regole, che ci sono, non lo fa, solo per andare contro al ministro dei trasporti. Tanto lo sappiamo che è colpa di Salvini. Fabio, interessante anche questa meditazione, sicuramente non dobbiamo fare di tutta l'erba un fascio, ma ci sono anche questi, è vero. Messaggio audio di Carlo, sentiamo il suo audio, vai. Ciao Sammy, buona giornata. Buongiorno. Il conflitto con Trump non è una buona cosa per il governo Meloni. Potevamo scegliere di emanciparci dall'alleanza franco-tedesca e invece, anziché gli americani, abbiamo scelto di stare coi tedeschi. Ma speriamo che la storia non si ripeta. Ciao ragazzi. Grazie Carlo del tuo messaggio. Ma senti, in generale, a parte questo, a me pare che i tempi che stiamo vivendo vedono messaggi, chiacchierate che dovevano restare private, essere divulgate, diffuse, commentate. Forse questa è la differenza. Tu dici, forse l'ha lanciata proprio Trump questa moda? Probabilmente, ma non solo. In generale si dicono, si fanno cose, ma un tempo rimanevano riservate. Adesso chissà come fanno a trapelare, chissà. Ferdinando, ma i genitori che danno macchine di grossa cilindrata ai loro figli neopatentati, come li chiamiamo? Criminali? Ciao caro Sammy, vorrei essere cinico fino al midollo, ma questa gente che si comporta così responsabilmente è meglio perderla che trovarla. Come sarebbe stato il loro domani? Enzo, parlando di quei ragazzi che riposino in pace. La Sardone come sindaco di Milano, l'adoro. Sammy, basterebbe dotare le vetture con alcol test incorporato. Se sei ubriaco la macchina non parte. Che ne pensi? Beh, è quello che ha deciso di fare il nostro Salvini. Per quelli che hanno avuto problemi, poi c'è l'alcol test incorporato e se lo pagano loro. Invece delle restrizioni, magari parlare con i figli invece di lasciarli davanti a tablet da un anno.
anche questa problematica importantissima. Basta limitare la velocità del mezzo a 60 all'ora, a 60 km si muore comunque, ma la voglia di fare gare cessa. Bravo Fulvio, anche questa è una bella meditazione. Nel caso di Senago c'era un ruscello praticamente che scorreva e hanno rotto le paratie, gli sono andati dentro. Questo è il problema, e andavano probabilmente forte, ma non penso a 100 all'ora, ecco, è una stradina piccolina. Il problema è lì che quello che guidava era ubriaco e su quella macchina c'erano 9 persone quando dovevano essercene 5. Ciao Sam, io sono un leghista da quasi 40 anni, ma se non tornate a parlare di Nord temo che non avremo molto successo alle votazioni del prossimo anno. Caro Alessandro da Varese, siamo in buona compagnia, io sono tessera RIA 1987, quando essere della Lega sembrava di fare il terrorista. Infatti quando mi è arrivata la tessera da via Arbe a Milano non l'ho detto a mio padre per un po' di tempo, però certo, bisogna tornare a parlare di Nord, ma il bello della Lega è che il buon governo della Lega l'abbiamo portato in tutta Italia, e quindi anche qui non dobbiamo certo tradire le popolazioni del centro e del sud, assolutamente no. La Lega deve proseguire a livello nazionale, ma chiaro, deve avere una rappresentanza potente al nord, perché se non c'è il nord, ragazzi miei, adesso leggete che il sud tira, fa più PIL del nord. Ma che più PIL, ragazzi? Gli abbiamo dato i soldi del PNRR, è per questo che sta girando più veloce il sud. L'avete capito questa cosa? Santa polenta, senza il nord l'Italia non va da nessuna parte, quindi ci vuole più attenzione per il nord, per gli imprenditori del nord. Santa polenta, ma in che lingua ve lo devo dire? Glielo diciamo dopo anche a Molinari alle 9, promesso. Monica, buongiorno, a proposito dell'alcol, mi fa piacere che mi state scrivendo in tanti per la prima volta, brava Monica. Attenzione a non far passare un messaggio non corretto. Bisogna dire ai giovani di non bere mai, non solo quando si mettono alla guida. Inoltre anche gli adulti devono essere consapevoli che l'alcol è un veleno, quindi non andrebbe mai assunto, in quanto ha solo conseguenze negative. Brava Monica, applauso. Ti dico una cosa personale che magari può valere anche per altri. Io a quasi 60 anni ho deciso di smettere di bere alcol e l'ho fatto completamente sparire da tutta la mia casa. Proprio adesso che i miei figli, 2 gemelli, maschio e femmina, hanno 15 anni e la loro stessa compagnia ogni tanto, qualche birretta, no superalcolici, ancora no per fortuna, ma qualche birretta la berrebbero. E io dico, ma certo, andate pure in cantina, prendete quante birre volete, tanto sono tutte analcoliche. Ridi, sei un bello stronzo, a casa mia solo birre analcoliche, che vi dico la verità, un tempo facevano veramente cagare, adesso cominciano a essere buone. Guarda che ce n'è di tutti i tipi, fate un giro al supermercato, cercate birre analcoliche, provatene 3, 4, 5, 6 marche diverse, belle fresche, è roba buona. E per il vino ci stiamo attrezzando, nel senso che il vino dealcolato si chiama, ancora sinceramente non mi convince. Sì, certo, lo sto provando. La mia è stata una scelta etica da un punto di vista, per la salute da un altro punto di vista, perché mi hanno cambiato un pezzetto di cuore, eccetera. Non volevo avere menate dai dottori. Quando i dottori ti dicono sì, l'alcol lo beva pure, ma poco, ma vaffanculo, scusate la parola, ma vaffanculo. O ne bevo quanto ne voglio io, o no. Poi chiaro che se bevi non ti metti alla guida, Allora, a quel punto ho detto, vabbè, basta, facciamone a meno, ragazzi miei. Si può fare a meno di tutto tranne che del sesso, ma per il resto, Brava Monica, comunque accetto assolutamente la tua meditazione. Bisogna essere consapevoli che l'alcol è un veleno. E soprattutto, ripeto, sono d'accordo con l'articolo di Repubblica, e bisogna fare in modo che vendano dei cocktail analcolici più buoni,
più divertenti, che attirino più l'attenzione dei giovani, capito? Questo forse dovrebbe accadere nei bar, che invece fanno soldi vendendo roba alcolica, naturalmente ai minorenni. C'è anche un altro messaggio audio, sentiamo cosa dice questo. Buongiorno Voilà. Sammy. Salvini sta cercando di far rientrare il dentifricio nel tubetto, la vedo dura. Ciao. Ma quale dentifricio? Ma quale tubetto? Ci ho provato anch'io qualche volta, è un bel casino, soprattutto quando i miei figli lasciano in giro di quelle porcherie in bagno. Scherzi a parte, e vediamo cosa succede. Oggi giornata importante perché comunque si incontrano gli amministratori locali della Lega proprio per ascoltare il territorio. Ma intanto continuate a scrivermi al 340 6709 659, abbiamo ancora poi fino alle 9:30 e poi dalle 11 a mezzogiorno siamo in diretta. Il sondaggione del giornale, pagina 8 e pagina 9, signori, salta fuori un effetto Vannacci al contrario, cioè abbiamo detto fino a ieri che Vannacci in qualche modo dovremmo pur imbarcarlo nel centrodestra perché siamo lì e insomma se non c'è Vannacci il centrodestra perde. E invece questo sondaggio dice effetto Vannacci al contrario, più voti al centrodestra se corre in solitaria, spaventa l'ala moderata, cioè l'ala moderata, e guarda un po', magari ci mettiamo dentro anche la Lega, perché la Lega è moderata rispetto a Vannacci, non è certo fascista, non inneggia robe strane, ragazzi miei, siete malati se ancora tirate fuori il fascismo, Dio mio. Certo, un po' di razzismo ti viene, lo sciopone quando vedi certe scene sui treni con i Maranza che fanno quello che vogliono, ma bisogna inglobarlo il razzismo dicendo no, facciamo leggi più dure. Questa gente la sbattiamo fuori dal nostro paese, applichiamo sì la remigrazione, che non vuol altro dire che li rifacciamo tornare a casa loro o li facciamo scontare la galera a casa loro o fuori dall'Italia. È sempre questa la remigrazione. Fatto sta che l'effetto Vannacci è al contrario. Futuro Nazionale è stimato al 6%, 4% se si dovesse alleare con il centrodestra. Se resta autonomo, 3 punti in meno al campo largo. Vi leggo qualche riga, è il sondaggio di Antonio Noto. Se ci si limitasse all'aritmetica, la presenza di Roberto Vannacci nel centrodestra dovrebbe rafforzare la coalizione. Questo sondaggio dimostra invece che accade il contrario. L'alleanza con Futuro Nazionale produce più perdite che guadagni per tutti i partiti della coalizione, Futuro Nazionale compreso, e ci sarebbe una parità tra i due maggiori schieramenti. Invece, il Liberi Tutti risulta lo scenario più favorevole per il centrodestra. Guarda che questa è una notiziona, Cioè adesso siamo tutti lì a dire vabbè, dovremmo tirarlo dentro, Futuro Nazionale. E invece no, se sta fuori è meglio per tutti. Nel caso in cui Futuro Nazionale entri formalmente nella coalizione, il centrodestra e il campo largo si troverebbero sostanzialmente appaiati, 45% contro 45%, perché molti si spaventerebbero dalla presenza di Vannacci. Vannacci spaventa. Se invece Vannacci corresse autonomamente, pur ottenendo un significativo boom del 6%, il centrodestra senza di lui salirebbe al 45,5%, mentre il campo largo si fermerebbe al 42%. In questo scenario il vantaggio sarebbe di 3,5 punti percentuali. E allora? Che dite di fare, ragazzi? Chiedo a voi, 340 6709 659. Potrebbe dare una mano al governo dal di fuori? Punto di domanda. Però così facendo poi ricatterebbe il governo su questo, su quell'altro. Però, ragazzi, oggi mi sa che è da comprare. Il quotidiano Il Giornale, pagina 8, mi sa che è da comprare. Il leader di Futuro Nazionale in coalizione viene percepito dai suoi come meno alternativo e nello stesso tempo come
pericoloso per quello che si sta portando avanti, perché sarebbe un freno a mano o comunque una continua ribellione su argomenti che stiamo portando avanti, ma ci vuole una certa serietà. Non so se mi capite. Rimango a pagina 8 perché è in arrivo un altro generale. Oh, meno male, signori. Sto Vannacci ci cominciava a stare stretto. Un generale pure per Fratelli d'Italia, signori. Pasquale Napolitano ci anticipa un qualcosa che il sogno è il capo di Stato Maggiore Masiello, ufficiale di grande prestigio, tra poco va in pensione a fine giugno. Sarebbe un anti-Vannacci amato dai Parà. Fratelli d'Italia punta sull'ex generale dei Parà per la casacca di anti-Vannacci. Il capo di Stato Maggiore Carmine Masiello a fine giugno andrà in pensione, tecnicamente potrebbe incassare al massimo la proroga di un anno, terminando così il suo rapporto con la difesa a giugno 2027. Ecco che tra i meloniani si fa largo l'idea, al momento resta tale, di candidare Masiello alle politiche nelle liste di Fratelli d'Italia. Un generale in più che se ne va, è una canzone. Vai, giro la pagina, pagina 9, anche qui, signori, titolo molto simile a quello degli altri quotidiani: Lega via la mobilitazione e Fedriga blinda Salvini. Primaria Milano, il segretario Salvini che dice candiderei Sardone, il futuro del partito, andare oltre le beghe interne. La Lega si muove, scrive Michel Dessy, che proprio ieri ha intervistato anche Riccardo Molinari. La Lega si muove e si fa sentire. Il nuovo corso sembra già partito. A Milano le primarie per proporre il candidato sindaco del centrodestra hanno avuto un gran successo, per usare le parole dei leghisti. Sono circa 10.000 i milanesi che si sono recati ai 38 gazebi allestiti in città. Matteo Salvini ha paura che il centrodestra si svegli troppo tardi, anticipa i tempi. L'esito delle urne arriverà oggi, ma sembra già scontato. Matteo Salvini ne uscirà vincitore, nonostante il segretario abbia proposto la leghista Silvia Sardone come candidata a sindaco. Mi piacerebbe, dice Salvini, che aggiunge: al di là dei nomi, quello che mi interessa sono i temi. E la Lega è già pronta ad occuparsene. Il sottosegretario Alessandro Morelli è chiaro: siamo pronti fin da subito a costruire una piattaforma programmatica di iniziative con i partiti che intendono dare forza a una Milano capace di calamitare il ceto medio, espulso dalla città a causa delle politiche del PD, tutte ZTL al caviale e Forza Maranza. Le forze per poterlo fare ci sono. La Lega sembra essersi ricompattata, almeno ci prova. Sabato sera Massimiliano Fedriga alla festa del Carroccio di Carpaccio ha blindato Matteo Salvini. Nessuna sommossa, nessuna rivoluzione, ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, che ci ha tenuto a mettere ordine e a parlare chiaro. Nessuno mette in discussione la leadership del segretario, che ha avvisato: i militanti mi hanno chiesto l'anno scorso di lavorare per altri 4 anni e questo farò. Matteo Salvini è determinato ad andare avanti, a far crescere il consenso suo e della Lega. Roberto Vannacci è un problema, ma si può arginare. Ne sono sicuro in via Bellerio. Lo stesso Fedriga ha usato parole chiare nei confronti del generale. Non votateci se volete credere a chi vi dice che risolve il problema dell'immigrazione in un giorno. È una stupidaggine. Una delle novità di questi giorni è il tavolo di coordinamento dei territori voluto proprio da Salvini per fare sintesi dopo le incessanti richieste di ascolto da parte della base. Il primo incontro si terrà oggi da remoto. Le persone che ne prenderanno parte saranno tante da tutta Italia, da nord a sud. La cabina di regia è una scelta giusta del segretario federale per ascoltare le istanze dei territori e portarle nell'azione di governo, ha ribadito Fedriga nel corso del suo accorato intervento. Non ci sono nuovi dirigenti, perché poi viene rivenduta come se fosse una sommossa o una rivoluzione, ma non è così. È una riorganizzazione del partito che vuole portare le istanze del territorio con maggior vigore nell'azione di governo. La Lega è all'ascolto dei territori, dei cittadini, degli amministratori, ha ribadito il segretario in una nuova newsletter indirizzata ai militanti. Non solo, Salvini ha mandato un messaggio chiaro anche a Luca Zaia: andiamo oltre le beghe interne. Poi fa sapere che con Zaia e Fedriga in questi ultimi 10 giorni mi sono sentito non spesso ma spessissimo.
Poi spazio al ritiro della Lega del 4 e 5 luglio a Treviso, dove parleremo di temi. Se facciamo squadra come Lega non ce n'è per nessuno, ha detto Salvini, che a chi gli fa notare dei manifesti apparsi in Veneto contro di lui risponde con il sorriso e la determinazione ad andare avanti. Così, pagina 9 del quotidiano Il Giornale, che pubblica questo interessante sondaggio sull'effetto Vannacci al contrario. Quindi, se corre in solitaria, il centrodestra avrebbe più voti, perché se si unisse al centrodestra, molta gente sarebbe un po' spaventata dalla presenza di Vannacci. Prima della pausa, signori, ciliegina sulla torta, pagina 10 del quotidiano Il Giornale, l'intervista con Nicola Molteni, sottosegretario dell'Interno della Lega. Serve uno stop ai ricongiungimenti. Fondamentalismo legato ai migranti. Parlare di remigrazione? I dati ci danno ragione. Imperdibile l'intervista di Giulia Sorrentino a Nicola Molteni oggi sul quotidiano Il Giornale. Raccontavano che con i barconi non sarebbero arrivati terroristi per giustificare le loro politiche immigrazioniste. I numeri parlano chiaro. I flussi sono in calo del 77% rispetto al 2023, mentre i rimpatri sono aumentati del 40% negli ultimi anni. Immigrazione e fondamentalismo islamico sono due volti del medesimo problema e vanno arginati senza alcun tentennamento. La Lega sta portando avanti una stretta ulteriore, concentrandosi sui ricongiungimenti familiari e minori stranieri non accompagnati. Questo è l'intervento del sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni della Lega, che al Giornale denuncia il pericolo dell'Islam radicale. Si aspettava che l'Italia riuscisse dopo oltre 20 anni a trovare le prove del legame tra Hanun e Hamas. Lui e altri 3 suoi sodali sono in carcere dal 27 di dicembre, risponde Molteni. Conferma quanto da sempre ipotizzato, ovvero che le associazioni benefiche erano semplicemente una copertura e che i soldi ottenuti erano usati per sostenere Hamas. Signori, questo ed altro in un paginone sulla pagina numero 10 del quotidiano Il Giornale, con l'intervista a Nicola Molteni. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Che fai al parco una domenica? Lo sguardo dolce e ridente, vestito d'angelo assassino, e poi quel trucco invadente. È difficile da noi in periferia, qui la gente non capisce, fa la spia. Più discreta, più eccitante la città. Puoi fare una pazzia. Paolo, Paolo, Paolo maledetto, ma perché non l'hai detto? Paolo, Paolo, Paolo maledetto, ma perché non l'hai detto mai? Mai, mai, mai. Passo veloce, cuore in fretta, quando attraversi il cortile. Qualcuno forse già sospetta il tuo sorriso d'aprile. E gli amici poco sanno dove vai, cosa fai, tua madre in fondo che ne sa. Che dirai che hai visto un brutto film, qualcosa inventerai.
ma stasera io ti ho visto e tu sei tu. T'ho seguito, forse è un caso e chi lo sa. Vorrei dirti, senti Paolo, se ti va, facciamo una pazzia. Paolo, Paolo, Paolo maledetto, ma perché non l'hai detto? Paolo, Paolo, Paolo maledetto, ma perché non l'hai detto mai? Mai, mai, mai. Paolo, Paolo, Paolo maledetto, ma perché non l'hai detto? Paolo, Paolo, Paolo maledetto, ma perché non l'hai detto mai? Mai, mai, mai. Paolo, Paolo, ve la ricordate? Storica canzone, signori, ci fa piacere ritrovarla. Il Banco del Mutuo Soccorso, targata 1980. Paolo Pa, nella nuova versione dei Rena Nera, una rilettura Word che trovate senza problemi, basta scrivere Paolo Pa Rena Nera anche su YouTube. Qui Parlamento. Nel Qui Parlamento, la quotidiana finestra di informazione direttamente dal Parlamento, oggi con il capogruppo della Lega e segretario Lega Piemonte, Riccardo Molinari, buongiorno. Buongiorno Sammy, un saluto a tutti. Oh, è stato un weekend di comunicazione da parte della Lega, un weekend di primarie a Milano, dove abbiamo chiesto ai cittadini milanesi, ma anche chi semplicemente a Milano ci deve passare per lavorarci, quale potrebbe essere il prossimo sindaco. Un'affluenza incredibile nonostante il caldo, ma è stato anche un weekend, vi dicevo, di comunicazione, di meditazione, anche tua, Riccardo, perché sei apparso, le facciamo vedere, Francesco, abbiamo 2 interviste, una sul quotidiano La Stampa e l'altra sul quotidiano Il Giornale, dove, Riccardo, hai detto cose. In più, oggi si tiene anche un tavolo con gli amministratori locali della Lega per ascoltare proprio i territori. La Lega deve puntare di più sulla comunicazione per snocciolare i risultati ottenuti. È vera sta cosa, troppo spesso sono cose che non passano, se non su questa radio, aggiungo Molinari, e forse, ti dico il mio parere, forse anche questa radio andrebbe utilizzata un po' di più per fare comunicazione. Abbiamo in mano una forza nazionale, perché questa radio si ascolta in tutta Italia, e forse si potrebbe utilizzare di più per snocciolare i risultati ottenuti in questi anni di governo, ma, dice ancora Molinari in una intervista, deve essere meno timida nei confronti degli alleati quando ci sono questioni che ci stanno particolarmente a cuore. Questa è una cosa molto tosta, secondo me, cioè dobbiamo portare avanti le nostre istanze anche se questo potrebbe essere vissuto come un tradimento. E quante volte l'ho detto anche agli ascoltatori, certo questa cosa bisogna portarla avanti, ma se esageriamo e quelli lì al governo con noi ci fanno segno, quella è la porta, vuol dire che se andate avanti così dovete uscire dal governo. E bisogna trovare la quadra su questo. Molinari, perdonami, ho fatto un cappellino veramente troppo lungo, però sono interessantissime le tue 2 interviste del weekend, una sulla Stampa e l'altra sul Giornale. Qual è il succo di ciò che hai rilasciato sui quotidiani in queste ore, Riccardo? Beh, allora hai fatto già un bel riassunto. Diciamo, come raccontavi, è stato un fine settimana di riflessioni e anche di mobilitazione. Milano
il gazebo, tra l'altro ringraziamo i militanti perché è sotto un caldo veramente insopportabile, e anch'io ieri sera avevamo una festa qua in Piemonte a Carpignano Sese, alla festa della provincia di Novara, ed è stato veramente, diciamo, un'esperienza stoica riuscire a fare il dibattito alle 7:30 di sera con 36 gradi, è stata una roba veramente impegnativa, però questa è la forza dei nostri militanti, insomma, anche nelle condizioni meteorologiche più difficili ci sono. Per quanto riguarda le riflessioni, hai fatto già tu un bel riassunto, nel senso che ovviamente in questo momento i giornalisti si stanno scatenando, sono settimane ormai, no, che della Lega si parla solo o per presunti dissidi interni, contrasti interni, o per metterci in confronto con Vannacci e i suoi e dare comunque l'impressione che la Lega stia implodendo, che sia in grande difficoltà. E quindi è evidente che in questo momento, quando si va in televisione, si fa un'intervista, cercano sempre di farti giocare in difesa, no? Perché comunque è tutto un cercare di mettere in evidenza le difficoltà della Lega. Io credo che nei momenti di difficoltà si debbano anche saper cogliere le parti positive e ripartire da quelle. Io, come sai, sono convinto che l'uscita di Vannacci abbia fatto soltanto grande chiarezza, nel senso che ci serve quantomeno a porre un punto su quella che è la nostra identità, cosa siamo noi, che quindi non siamo quello che rappresenta Vannacci e i suoi, e sono convinto che chi eletto con i voti della Lega, il sostegno dei militanti della Lega, abbia cambiato partito, sia andato con Vannacci, non abbia mai avuto ben presente cosa sia la Lega, a meno che non l'abbia fatto solo per ragioni opportunistiche, cosa anche molto probabile in alcuni casi. E dovendo ripartire da quello, la questione è: come facciamo a rilanciare l'azione del partito? Ebbene, io credo che per fare le tante cose di cui abbiamo letto, di cui abbiamo discusso al federale, insomma, oggi poi parte anche questo tavolo dei territori per coinvolgere maggiormente gli amministratori locali, insomma, per fare tutte le cose che si è detto, fare il sindacato di territorio, difendere gli amministratori, essere il partito dei lavoratori, delle partite IVA, insomma, quello che siamo sempre stati. Beh, per farlo forse dobbiamo da una parte comunicare molto meglio le cose che facciamo. Io ho fatto un esperimento ieri, guarda, proprio alla festa a Carpignano Sesia, ho raccontato e ho spiegato, visto che si fa un grande uso di questo slogan remigrazione, tutto quello che la Lega al governo, grazie a Molteni e a Piantedosi, ha fatto, e ai gruppi parlamentari evidentemente, ha fatto sul tema dei rimpatri. Tutte cose che tanti militanti della Lega, tanti amministratori della Lega non sapevano. E quindi anche qua la domanda è: ma ha senso che allora noi comunicativamente ci concentriamo solo sui fatti di cronaca nera quando siamo al governo, dando così l'immagine di quelli che non risolvono i problemi, quando invece avremo tantissimi risultati positivi da raccontare? Ad esempio che da quando siamo al governo abbiamo fatto 23.000 rimpatri, ad esempio che sono calati del 60% gli immigrati clandestini che entrano nel nostro paese, ad esempio che sul tema Maranza, grazie alle norme della Lega, abbiamo avuto a Milano più 40% di arresto di minorenni. Cioè, sono tutte cose che forse dovremmo valorizzare di più, perché se invece anche noi che siamo al governo facciamo soltanto la denuncia di cosa non va, non facciamo un buon servizio al nostro partito. Questo dal punto di vista della comunicazione. Dal punto di vista dell'azione politica, credo che la difesa del nord, la difesa del territorio, eccetera, si faccia con l'azione politica. E quindi in questi anni tantissime volte buone idee della Lega sono state fermate o sono state rubate letteralmente da Fratelli d'Italia. Faccio un esempio, ad esempio il DDL sugli sfratti veloci, di cui si è tanto parlato nelle ultime settimane, è una proposta di legge che avevo fatto io mesi fa. E poi, visto che la Giorgia Meloni o comunque il governo ha pensato fosse un buon provvedimento, se l'è preso pari pari, l'ha copiato e ha fatto il DDL del governo. Questo è solo per citarvi l'ultimo, ma dei tantissimi esempi che potrei farvi. Stessa cosa sulla sicurezza, con tantissime proposte di legge, ad esempio di Igor Iezzi, stessa cosa sui ricongiungimenti familiari, sull'agricoltura. Ogni volta che proponiamo una cosa di fattibile, di buon senso, poi diventa un decreto del Ministero dell'Agricoltura. Quindi anche su queste cose, no? Che possono sembrare, diciamo, questioni parlamentari, poco interesse, ma in realtà sono molto politiche, perché se una buona cosa viene dalla Lega e poi diventa del governo, se diventa del governo automaticamente viene attribuita a Giorgia Meloni, quindi a Fratelli d'Italia, no? E quindi anche qua forse, se nei sondaggi il partito di Giorgia Meloni non cala e noi tagliamo, forse anche per questo, perché tutto quello che di buono si fa viene immediatamente attribuito a lei e ogni casino che c'è invece, dalle cose interne a Vannacci eccetera, è un problema di Salvini. E noi dobbiamo invertirla questa rotta, anche magari
a livello parlamentare, a livello governativo, dicendo qualche no ogni tanto, e senza che questo venga visto come lesa maestà, perché la Lega ha dimostrato di essere lealissima in questi anni, ma la Lega deve avere comunque diritto di avere il suo spazio vitale e politico. Ecco, quindi credo che queste siano, diciamo, le due cose principali. Poi sulla comunicazione, insomma, la stampa ha scelto un titolo a effetto, quello che io ho detto è molto chiaro, non che non dobbiamo fare il ponte, ma che si parla solo del ponte. Sembra che la Lega sia concentrata solo sul fare il ponte. Io parlo per il mio territorio, per il nord-ovest, una quantità di interventi, di risorse sulle infrastrutture nel nord-ovest, come si stanno facendo da quando c'è Salvini, non ci sono mai state. E parlo della diga foranea di Genova, parlo del progetto della Gronda, parlo della Terzo Valico, parlo della TAV a Torino, da Torino-Lione, e parlo della Pedemontana di Biella, che partiranno diciamo i lavori tra un paio di settimane, parlo del primo lotto dello scalo ferroviario di Alessandria, l'Asti Cuneo Finita, il Tenda, queste per citare solo le prime che mi vengono in mente tra Piemonte e Liguria. Ecco, parliamo anche di questo, perché sennò sembra che la Lega sia solo lì a fare il ponte. No, la Lega fa il ponte, ma fa anche tutta una serie di infrastrutture che al nord la gente aspettava da decenni. Ecco, è una questione di comunicazione. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. E come no, è proprio Riccardo, questione di comunicazione che dobbiamo sfruttare quello che abbiamo, per cui veramente io non sono nessuno, ma mi permetto di insistere, utilizziamo di più anche questa radio, perché la comunicazione si fa con un intervento come quello che hai appena fatto e poi facendo uscire un comunicato stampa in cui si dice che Riccardo Molinari è intervenuto a Radio Libertà dicendo questa e quest'altra cosa. Dopo mezz'ora facciamo intervenire un rappresentante del nord-est e che spiega come con le Olimpiadi ci sono state incredibili novità sul fronte dei collegamenti, quelli che si sono già fatti, quelle che si stanno facendo ancora adesso e che porteranno degli scenari nuovi nel campo di strade e autostrade del nord. Poi chiaramente sentiamo anche uno del sud e spieghiamo le cose positive per la realizzazione del ponte, eccetera. Cerchiamo di utilizzare di più quello che abbiamo, perché il collegamento col territorio è bellissimo. E anzi ti chiedo tramite i tuoi collaboratori se mi farai avere magari il tuo intervento che hai fatto ieri alla festa, perché hai detto cose anche in questo intervento e noi te lo trasmettiamo ma volentierissimo, anche 2 o 3 volte al giorno, ma la radio serve proprio a questo, a evitare magari che militanti di 70-80 anni si rovinino la salute a 37 gradi, ma parlando comunque a tutta l'Italia, facendo conoscere che cosa sta facendo la Lega, che cosa ha fatto la Lega e magari anche facendo conoscere, e questo te lo dico perché è carinissimo, rispecchia quello che tu hai detto prima, il sondaggio oggi pubblicato sul quotidiano Il Giornale, che guarda caso dice effetto Vannacci al contrario, più voti al centrodestra se Vannacci correrà in solitaria. Perché? Perché Vannacci nel centrodestra spaventa l'ala moderata. Quindi prenderemmo più voti nel centrodestra se Vannacci stesse da solo fuori. E chi l'avrebbe mai pensato? Molinari sì. Io ci sono abbastanza chiaro, nel senso che insomma io quello che dico dal primo giorno, che è difficile pensare di prendere Vannacci in coalizione, uno per questo motivo qua che hai detto, cioè quindi perché i suoi valori sono assolutamente incompatibili con i nostri, 2 anche perché secondo me scatta poi il discorso del voto utile, nel senso che oggi Vannacci fuori dal centrodestra, e questo è il motivo per cui i media lo stanno pompando così tanto adesso, insomma chi ascolta la nostra radio sono tutte persone che tendenzialmente la politica la seguono e la conoscono da tanti anni. Non è normale che un partito appena nato abbia questo pompaggio su tutti i media nazionali, in particolare quelli di sinistra. Cioè, accendete la televisione, c'è Vannacci da tutte le parti, accendete la radio, c'è Vannacci, guardate il cellulare, compaiono post, reel di Vannacci continuamente. È chiaro che è pompato perché oggi come oggi è il modo migliore per far vincere la Schlein. Vannacci fa opposizione al governo di centrodestra, è uscito dalla maggioranza di centrodestra, vota in Parlamento con la sinistra contro il centrodestra e quindi è chiaro che usa argomenti che possono piacere a un elettore di centrodestra e però con l'obiettivo di prendergli voti
e metterli al servizio della sinistra, perché chi vota Vannacci fuori dalla coalizione di fatto sta aiutando il centro-sinistra. Io credo però che ci sia anche tanta gente con senno e che al momento di votare avrà gli strumenti per capire che la scelta è da chi farsi governare, chi farà il prossimo Presidente del Consiglio, chi sarà il prossimo governo, e che insomma la gente abbia gli strumenti per capire appunto quello che ho appena detto. Quindi un voto dato a Vannacci è un voto che equivale ad andare alla sinistra, e quindi alla fine il voto utile non possa che scattare. Io di questo sono abbastanza convinto. E allora, ancora 30 secondi e dici cosa si muove questa settimana in Parlamento, Molinari. Oggi saremo a Roma, questa settimana partiamo lunedì perché c'è la conversione in legge del decreto sul piano casa, quindi un provvedimento fortemente voluto dal nostro segretario Matteo Salvini. C'è 1 miliardo di risorse per ristrutturare circa 60.000 alloggi di edilizia popolare, c'è un piano anche per in qualche modo favorire gli investimenti dei privati in modo da fargli mettere a disposizione parte degli nuovi alloggi a canoni agevolati, quindi per cercare di superare il problema del caro affitti, in particolare nelle grandi città. Quindi è un piano casa che mette insieme la componente pubblica e la componente privata, e insomma sapremo che, come su tutti i provvedimenti fatti dalla Lega, saranno 2 giorni in cui ci sarà grande opposizione da parte del centro-sinistra. E noi naturalmente sempre qui a fare da altoparlante alla buona politica. Grazie al capogruppo della Lega alla Camera e segretario della Lega Piemonte, Riccardo Molinari. Buon lavoro! Grazie Sammy, un saluto a tutti. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin, e vedete come la nostra radio diventa sempre più un laboratorio politico in questi strani tempi. Il Corriere, Iran, Trump mette a rischio l'intesa, titolava quest'oggi il Corriere, dico titolava perché poi appunto abbiamo visto che la chiacchierata con gli iraniani è proseguita, anche se poi all'interno il quotidiano Il Corriere parla di Hormuz, lo stretto resta aperto ma a metà, le navi bloccate sono 500, intanto continua la ricerca di rotte alternative, scrive oggi il Corriere della Sera. Parlando poi della guerra tra Russia e Ucraina, raid ucraini, Crimea senza carburante, e poi droni a medio-lungo raggio per tagliare i rifornimenti, così Kiev cambia il conflitto. E avete visto che l'altro giorno per la prima volta è stata bombardata proprio anche la principale città russa. Giro di nuovo la pagina, siamo sempre sul Corriere e si parla di Di Maio, signori, è incredibile, non potevo perdermi un trafiletto su Di Maio perché Di Maio oggi sarà a Milano. Come fosse Natale, signori, buon Natale a tutti, arriva Di Maio, solidarietà, ma oggi sarò dalle loro imprese. Il sostegno e l'impegno, condannare l'attacco di Donald Trump alla Premier Meloni, mantenere fede al proprio ruolo istituzionale. Luigi Di Maio ha due strade da seguire. L'ex ministro degli esteri, ora rappresentante speciale dell'Unione Europea per la regione del Golfo Persico, oggi sarà a Milano per l'assemblea della Camera di Commercio americana in Italia. Signori, vedremo finalmente, nuovamente Di Maio, chissà che faccia, sarà tutto nero, abbronzato come al solito, ti ricordi come diventava nero, faceva impressione. Di Maio oggi ci sarà, seguirà una via opposta rispetto al ministro dell'economia Giorgetti, che venerdì sera aveva deciso di disdire la sua partecipazione. Essere presente all'evento non significa per l'ex ministro sorvolare sul forte scontro politico in atto e sulle reazioni dell'esecutivo. Esprimo piena solidarietà a Giorgia Meloni, sia come Presidente del Consiglio che come persona. Nessuno merita frasi simili. Adesso anche la decisione dei membri del governo e della maggioranza, dice al Corriere l'ex titolare della Farnesina. Lui però parlerà davanti a una platea in cui siederanno tra gli altri il console statunitense Benning e diversi imprenditori americani. Il motivo è da ricercare nel ruolo istituzionale
europeo di Di Maio, che dal palco affronterà i risvolti della crisi attuale nel Golfo per il commercio mondiale dall'ottica del ruolo dell'Europa e del partenariato transatlantico. Una dimensione quindi che va oltre gli aspetti meramente nazionali della vicenda. Un aspetto che tiene a chiarire anche il diretto interessato: la mia partecipazione è legata al sostegno alle imprese, in particolare quelle italiane, quindi europee, presenti come soci dell'American Chamber, spiega Di Maio. L'ex titolare della Farnesina è sempre stato molto attento ai rapporti imprenditoriali tra Italia e USA. Nel 2021 da ministro partecipò al lancio del Transatlantic Investment Committee, piattaforma dedicata alla collaborazione industriale, scientifico-tecnologica e imprenditoriale. Buon Natale a tutti, perché arriva a Milano Di Maio. Ma arriviamo anche sul Corriere, alla pagina dedicata alla Lega. Confronto, ma basta beghe. Lega, Salvini critica i malumori e lancia Sardone per Milano. Mi piacerebbe come sindaco. Oggi la cabina di regia con i big. Titola pagina 19 il quotidiano Il Corriere, con la foto dei gazebo. La Lega milanese ha lanciato le primarie per la scelta del candidato sindaco per le comunali 20 e 27. I militanti hanno potuto esprimere la loro preferenza in 38 gazebo nel fine settimana. Il partito parla di 10.000 partecipanti. Avremo chiaramente quest'oggi il risultato. In taglio basso, Zaia e i governatori vogliono la scossa. La scadenza sarà Pontida a settembre, ma il segretario in mano loghi e simboli registrati un anno fa. Salvini: per la prima volta il partito del vostro ex Vannacci vi ha superato nei sondaggi di Utrend. Che Pontida sta organizzando per rilanciare la Lega? Non rispondo, queste sono solo fantasie e poi i conti li faremo in cabina elettorale, risponde il leader al gazebo di San Babila, Madido per i 40 gradi alle primarie per la scelta del candidato sindaco di Milano. Ma il problema per Salvini è che queste non sono fantasie bensì numeri, e che i sondaggi a volte non ci azzeccano. La tendenza dei consensi della Lega è in caduta costante. Attilio Fontana e Massimiliano Fedriga, rispettivamente governatori di Lombardia e Friuli Venezia Giulia, assieme al campione di preferenze Luca Zaia, doge leghista del Veneto, sono sempre più preoccupati. Sul calendario c'è un doppio cerchio rosso sul 20 settembre, perché la resa dei conti potrebbe arrivare proprio nel pratone di Pontida. 20 settembre. Senza una scossa finiamo al 3%, è ragionamento. Ancora nessuno di loro ha però chiesto esplicitamente un passo indietro del capo. Dietro questo attendismo c'è solo la volontà di evitare azzardi politici, ma una questione meramente pratica che rende molto complesso il cambio di leader con un putsch. Salvini nel gennaio 2025, poco prima del congresso dell'aprile successivo, che lo riconfermò segretario per l'acclamazione, ha infatti registrato a suo nome tutti i simboli e loghi leghisti, compreso quello con l'Alberto da Giussano. Insomma, legalmente la Lega è di sua proprietà e chi vorrà sfidarlo dovrà trovare un accordo con lui, che proprio sabato scorso ha lanciato un monito: il segretario sono io e il mio mandato dura 3 anni. Una prospettiva, specie con Futuro Nazionale in costante ascesa, che oltre a preoccupare i governatori nordisti sta innescando proteste a ripetizione anche nel popolo leghista, con striscioni di questo tenore: Salvini grazie, ma Zaia segretario ora. La bocca dell'ex governatore del Veneto resta per ora cucita. Il primo confronto della cabina di regia è fissato per oggi, con Salvini e una decina di big, però sarà solo una riunione online, ma i conti nei partiti si regolano di persona. Qua mi fermo, ma prosegue l'articolone quest'oggi sul quotidiano Il Corriere. Ho ancora una manciata di minuti, allora svolazzo a tutto gas su altri quotidiani, anche perché ci sono altre segnalazioni, ad esempio dal quotidiano La Stampa, che titola Iran-USA negoziati nel caos, ma abbiamo visto poi nella notte tutto si è sbloccato. Solo un riquadro a pagina 10 della Stampa: Salvini, io segretario per altri 3 anni, gli striscioni per Zaia, è la democrazia. E ora segretario prova a ripartire dai territori con Fedriga coordinatore e Sardone a Milano.
Attenzione anche per la febbre per SpaceX, siamo a pagina 21 del quotidiano La Stampa. La febbre per SpaceX scuote i mercati, ora investono anche i piccoli risparmiatori. Boom per gli ETF tematici, spinti dall'hypo più grande della storia. Gli analisti, accelerata commerciale per il settore. Insomma, dopo il debutto record di SpaceX a Wall Street, cresce l'interesse dei piccoli investitori per il titolo della società di Elon Musk, l'hypo più grande della storia, che ha raccolto oltre 85 miliardi di dollari e ha portato la capitalizzazione di SpaceX più di 2.000 miliardi di dollari, ha anche attirato l'attenzione degli investitori verso la cosiddetta space economy, un mercato che comprende satelliti, lanci spaziali, telecomunicazioni, difesa e infrastrutture digitali, che si trova di fronte a una fase di forte spinta innovativa. Ma, dice questo articolo della Stampa, attenzione, perché così come c'è da guadagnare di colpo, si può perdere di colpo e anche tanto, quindi ocio. Pagina 25 della Stampa, una realtà di cui ci siamo accorti tutti: i gelati ristretti, ma non solo i gelati, coni, cornetti, ghiaccioli confezionati sono più piccoli, ma allo stesso prezzo. È il frutto della shrinkflation, pratica denunciata dai consumatori. I marchi creano confusione. Il nostro paese è in procedura di infrazione UE per l'obbligo di etichette che lo segnalino. Insomma, parliamo del gelato, ma non solo il gelato. Il gelato confezionato si è rimpicciolito e costa di più. La stagione estiva si apre all'insegna della shrinkflation, ovvero il fenomeno da shrink, restringere, e inflation, che descrive la pratica con cui i produttori riducono il peso o il volume, mantenendo invariato il prezzo di scaffale. Una coppa del nonno, storica coppa del nonno, sacra coppa del nonno, pesava 70 grammi nel 2021, oggi 65. Un Magnum classico pesava 4 grammi in meno, un Maxi Bond di Nestlé è passato da 102 a 96 grammi. A mettere in fila le variazioni quasi impercettibili è l'alimentarista di altro consumo. Ma signori, questo vale per i gelati, ma ci siamo accorti anche per altre cose, costano uguali, ma la scatola, la confezione è più piccola. Me ne vado certamente, sono le 9:30 e posso fare in tempo a leggervi il titolo della Verità. Occhio, l'Unione Europea è peggio di Trump. Quanti amici interessati di Giorgia a sinistra? Dopo lo scontro piovono prediche, suggerimenti al premier perché rompa con gli Stati Uniti. Una follia economica e politica, il cui vero obiettivo è far tornare l'Italia sotto il controllo di Bruxelles. E di quello sì, c'è da avere paura. Titolo principale. In centropagina, un volenteroso in meno. Oggi Starmer si dimette. Voci fortissime sull'addio del laburista. Il tycoon lo tumula, ha fallito su immigrazione ed energia. Sanchez seguirà? Per il momento io mi fermo, signori. Sammy Varin, come sempre, vi dice un gigantesco grazie per i tantissimi messaggi. Ve li leggo alle 11 quando riprenderò con Potere al Popolo, la musica indipendente in compagnia di Numa, i bacchettoni di Informazione Cattolica e poi a mezzogiorno arriva anche la belva civile con il parlamentare Ottaviani. A più tardi. Avete ascoltato la rassegna stampa.